Buona giornata anche da me, dunque dopo la prima parte di 7 in punto con Antonella Prigioni che ha intervistato il professor Tirelli, altro conduttore, altra conduttrice meglio, ma anche un altro tema importante soprattutto in questi giorni, internet e minori, il titolo che abbiamo scelto. In questi giorni purtroppo abbiamo dovuto raccontare il nostro malgrado la storia di una ragazzina di appena 14 anni che si è tolta la vita. Una vicenda davvero drammatica, ma che non può non far riflettere, perché dietro a tutto questo pare ci sia effettivamente il cyberbullismo. Allora, anzitutto vediamo un servizio che è in qualche modo anche una riflessione rispetto a quanto purtroppo è accaduto. Di solito per scelta editoriale non ci occupiamo delle dolorose vicende di suicidio, soprattutto per aggirare un pericoloso effetto emulazione, ma è difficile restare indifferenti quando a togliersi la vita è stata una ragazzina di appena 14 anni, perché subito viene da pensare che siamo noi, gli adulti, tutti gli adulti, ad aver sbagliato qualcosa. Siamo noi a dover fare un esame di coscienza, a far sì che il grido di dolore di questa giovanissima probabile vittima del bullismo, anzi del cyberbullismo, non cada nel vuoto. Dice Ernesto Caffo di Telefono Azzurro che i genitori, ma anche gli educatori, insomma come si diceva gli adulti, non devono delegare. Internet è una straordinaria opportunità, ma i ragazzini vanno accompagnati sempre. E per loro, per i più giovani e delicati, per queste personalità under construction, in costruzione, la rete non deve diventare un riferimento, perché se usato male questo mezzo potenzialmente fantastico può diventare un buco nero, da dove è difficile, se soli, spaventati e perseguitati, uscire. Specie se hai 14 anni, non sai chi sei, cosa vuoi, ti sembra che nessuno ti capisca veramente e magari il tuo primo fidanzatino ti ha lasciato per la tua migliore amica e tutti gli altri ti sembrano felici, tutti, a parte te. Chiara, così la chiameremo, si era iscritta ad Ask.fm, un social network che molti considerano pericoloso, al punto che lo scorso anno il premier inglese David Cameron decise di boicottarlo, definendolo pieno di odio, dopo che anche in Inghilterra una ragazzina si era tolta la vita perché perseguitata da ingiurie e commenti violenti. È un social senza regole perché offre la possibilità di scrivere domande sul profilo degli altri membri in assoluto anonimato, seguendo i propri amici senza che loro lo sappiano. In questo modo per mesi la pagina di Chiara si era riempita di fango. Lei raccontava il suo disagio: non amerò più nessuno, non mi affezionerò più a nessuno perché non serve, scriveva un mese fa dopo che il fidanzatino l'aveva lasciata. I vigliacchi possono essere anche minorenni e anzi, se lo sono, spesso sono ancora più feroci, e poi su Ask si può accedere ad appena 13 anni e si è protetti, come si diceva, dall'anonimato. A Chiara avevano scritto: secondo me tu stai bene da sola, fai schifo come persone, poi gli incitamenti a farla finita. Al di là di quello che deciderà la magistratura, che potrebbe invocare l'istigazione al suicidio, forse è il caso di chiedersi perché nel mondo 60 milioni di adolescenti sono iscritti a questo devastante, vigliacco, mortale social, ma dobbiamo farlo noi, gli adulti, per loro che da soli non ce la possono fare. In realtà è un problema molto più vasto di quello che si potrebbe pensare. Pensate che secondo la Polizia Postale, più tardi poi sentiremo anche il dirigente del compartimento del Veneto, ebbene secondo, dicevamo, la Polizia Postale per ogni crimine denunciato ce ne sono altri 100 che rimangono, come dire, sotto traccia. Si tratta, come abbiamo sentito, di ragazzini in tenera età, e pensate che secondo la Commissione europea internet non è stato concepito per i più piccoli, però il 75% di loro ne fa uso, un terzo tramite la telefonia mobile. I contenuti vanno allora adeguati, devono essere educativi, va garantita naturalmente la sicurezza. Ernesto Caffo ha avuto modo di dire che internet appunto è una ricchezza, ma questi ragazzini vanno seguiti. Oltre, lo ricordiamo, ai social che possono diventare davvero delle vere e proprie stanze di ingiurie, essere adescati da sconosciuti, furti di identità e anche violazione della privacy sono tra i casi più frequenti e si verificano
Pensate quando i bambini frequentano già la scuola elementare. Il responsabile dei progetti educativi sulla navigazione dei minori sulla rete internet dice che la normativa esiste, ma quello che manca spesso è il dialogo tra genitori e i figli, e poi appunto i genitori spesso non danno regole ai figli, quindi i figli in qualche modo si sentono forti del fatto che possono utilizzare questo strumento senza essere controllati. Ricordiamo che ci sono dei limiti anche per l'accesso ai social network, ma spesso i genitori cedono e aprono per esempio delle pagine ai ragazzini senza poi effettuare i controlli necessari, e ricordiamo che è piuttosto facile per un adulto ingannare un bambino, un ragazzino. Vi ricordo che Telefono Azzurro ha tutti gli strumenti necessari. Azzurro.it è il sito su cui si trovano tutte le informazioni, c'è anche un portale tra l'altro dedicato proprio agli adolescenti e si possono segnalare pericoli nel web, quindi se si vedono per esempio foto non adeguate o altre cose inappropriate si possono segnalare. Adesso però la pubblicità. Internet e minori, vogliamo continuare ad occuparcene. L'11 febbraio si è celebrata la giornata che da 6 anni la Polizia Postale dedica proprio alla sicurezza online, e Antonella Prigioni ha raccolto per noi il commento del comandante della Polizia Postale del Veneto, Tommaso Palumbo. Importante la sua testimonianza, la quale vi lascio e con la quale vi saluto, invitandovi naturalmente ad ascoltare questa intervista. Siamo in esterno con 7 in punto, oggi è la giornata della sicurezza in rete e qui con noi c'è Tommaso Palumbo, dirigente della Polizia Postale del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Oggi questa giornata per la sicurezza in rete, quali sono i pericoli che i ragazzi possono trovare online? Sì, oggi per noi è un giorno molto importante perché si tratta di una ricorrenza che ormai ci accompagna da molti anni, siamo ormai alla 6ª edizione di questo Internet Safety Day. Per noi è assolutamente un tema fondamentale quello di fare prevenzione attraverso l'educazione alla legalità, ad un uso consapevole di Internet e degli strumenti per raggiungere Internet, fatto soprattutto a chi in qualche modo sta formando una propria coscienza e sensibilità a quello che è giusto e sbagliato, perciò fatto soprattutto con i giovani nelle scuole. Come tutti gli anni, da 6 anni a questa parte, dedicate la mattinata a incontrare gli studenti che, vista l'età, sono dei nativi digitali, quindi capaci di muoversi in rete con una facilità incredibile, però questa facilità di movimento anche li rende particolarmente vulnerabili. Che richieste avete riscontrato confrontandovi con loro e di che cosa hanno bisogno per essere messi in guardia? Hanno bisogno di molto, hanno bisogno di molte cose e tra queste poco hanno a che fare con insegnargli ad adoperare uno strumento che li metta sulla rete. Come lei ha già detto, si tratta di nativi digitali, per loro è assolutamente naturale interfacciarsi con uno smartphone piuttosto che con una piattaforma giochi o un computer. Quando gli si compra lo smartphone per la comunione o a Natale o per la promozione non hanno certo bisogno come noi di leggere le istruzioni, sanno perfettamente utilizzarlo. Naturalmente utilizzarlo non vuol dire per forza utilizzarlo in modo sicuro, perciò comunque c'è necessità di affinare determinate l'educazione ad un certo tecnicismo nell'utilizzarlo, ma quello che a noi più preme è formare delle coscienze che permettano loro di avere dei comportamenti sulla rete attraverso questi strumenti che sono comportamenti corretti. Non dobbiamo dimenticarci che la realtà virtuale non resta esclusivamente nel virtuale, ma ha poi un impatto sulla vita di ognuno di noi, perché dietro quello schermo, dietro l'altro smartphone c'è comunque un altro ragazzo o ci può essere un adulto che in qualche modo può avere degli interessi che sono diversi a quelli che ci si aspetta
aspetta interagendo. Quindi che consigli avete dato a questi ragazzi in prima battuta? I consigli sono quelli di avere un rapporto con questi strumenti che non sia lontano da quello che è la normale modalità di relazionarsi anche in quella che è la vita reale. Perciò vivere la possibilità di essere in chat piuttosto che su una piattaforma di social network, vivendo una modalità, se vogliamo, diversa di amicizia, ma con chi già si è amico. No? Perciò sapere che la persona che è dietro WhatsApp è comunque un nostro amico che conosciamo, con il quale ci interfacciamo nella vita reale, e non è semplicemente un'icona con una foto spesso neanche che rappresenta un ragazzo, eccetera, con il quale si interagisce e non si ha la però percezione di che cosa effettivamente pensi in quel momento. Ecco, l'utilizzo dei social network, l'utilizzo di queste piattaforme di comunicazione pone dei problemi proprio in relazione a questo. Manca l'empatia che è tipica di quando si ha un colloquio, un confronto vis-à-vis. Perciò anche le modalità di prendere in giro, ad esempio, una persona o interagire non hanno la possibilità da parte dell'interlocutore di capire quali sono le reazioni, e tutto questo può portare a dei pericoli, a comportamenti che si prestano ad abusi. Mancano i filtri praticamente e i pericoli però sono molto forti, dall'incappare in un orco della rete, quindi un pedofilo, ma anche essere vittima o carnefici tra giovani. La questione del cyberbullismo è una questione molto, molto forte, che porta però a esiti anche drammatici. La leggerezza sta da parte di chi fa questo cyberbullismo perché non si rende conto di quello che sta facendo, e quindi o anche dalla fragilità di chi è dall'altra parte della rete di non capire che lo scherzo sta andando oltre, o si può parlare veramente di scherzo? Guardi, lei pone un tema estremamente complesso e interessante, cioè il problema è: ma esiste il cyberbullismo? Qual è la differenza tra quella che era passatemi il termine, la normalità con il bullismo? Qual è la differenza oggi rispetto al passato? Guardi, io non credo, al di là di quello che è l'aumento che vediamo ogni giorno esponenziale di persone che vengono a denunciarci fatti di bullismo, io non credo che vi sia un vero aumento del bullismo in sé. C'è sicuramente una maggior propensione a denunciare, data soprattutto da un fatto. Mentre lo studente di una volta che riceveva un'aggressione aveva come testimoni di questa soluzione solamente chi gli stava intorno, e perciò vi era un contenimento di quello che il fenomeno ai presenti, nel momento in cui oggi la situazione viene ripresa da uno smartphone, il panorama dei testimoni è completamente falsato. Non abbiamo più un testimone, ma ne abbiamo potenzialmente 1000, 10.000 o tutto il mondo, perché il video viene messo su una piattaforma come può essere YouTube e poi dopo postata su Facebook. Allora quello che cambia non è tanto l'azione in sé dello sfottò che viene ripreso, o addirittura anche l'azione violenta come lo spintone e così via, ma quello che essenzialmente è il vero cambiamento è il clamore. I testimoni potenziali sono tantissimi, sono migliaia, potenzialmente infiniti. In più l'evento non viene contenuto in uno spazio temporale che è l'accadimento e il ricordo di questo. No, l'evento può essere tirato fuori anche ad anni di distanza, perché il video continua a rimanerci. Perciò abbiamo un pericolo percepito da parte anche delle famiglie, e soprattutto anche la vittima stessa di fatto si ritrova a rinnovare ogni giorno questo atto, rivedendolo su YouTube piuttosto che un altro social network. Vittima che o entra in un vortice psicologico devastante, o addirittura, insomma, non sono pochi i casi di ragazzini che hanno fatto gesti estremi. Come si può agire in questi casi? Ci sono poi dei siti particolarmente cruenti, si può fare un'analisi di questa cosa o sono casi isolati?
So che sto toccando un terreno molto delicato. Guardi, il terreno è sicuramente delicato e secondo me bisogna sempre tenere presente che questo fenomeno è legato ad un momento della crescita in cui tutti quanti sono più fragili, più deboli. Dipendiamo tutti in quella fase della nostra vita da quello che è il giudizio anche degli altri, al contesto familiare, al contesto scolastico e quant'altro. Io ritengo che comunque fortunatamente abbiamo dei numeri limitati, ma questo non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci e ad avere sempre presente quella che è la sensibilità del fenomeno. Quello che è importante capire è che comunque i giovani vanno seguiti, cioè nel senso per troppo tempo abbiamo accusato la televisione di essere la babysitter del secondo millennio. Oggi internet non deve essere accompagnato dai social network e dalle chat, non può essere considerata la babysitter del terzo, perciò c'è la necessità di un accompagnamento da parte delle famiglie, da parte del mondo degli educatori verso questi percorsi. Voi che siete esperti di tutte le insidie della rete, che consigli dare a dei genitori che alle volte non sono attenti o degli educatori che non sono attenti? Ad esempio, prima di consegnare un tablet, un smartphone, un PC al proprio figlio bisognerebbe mettere tutti quei filtri possibili e immaginabili che in qualche modo precludano la possibilità di accedere ad alcune realtà pericolose. Oppure i ragazzini sono così svegli che riescono a bypassare questi filtri? Guardi, qui è un discorso veramente difficile da fare, perché i filtri sono sicuramente utili, ma vanno anche presi in considerazione a quella che è l'età del bambino, no? Sicuramente rispetto a bambini molto piccoli, a minori molto piccoli, quando andiamo in fasce, soprattutto nell'ambito delle elementari, il filtro può essere una soluzione tecnologica, se vogliamo, anche utile, ma non può essere la soluzione, perché superando poi il problema dei più piccoli, quello che è importante è dare effettivamente dei valori, cioè nel senso, quello che è importante non è tanto insegnare come si usa il computer o come si usa lo smartphone, quello che è importante è che come genitori e come educatori dobbiamo insegnare ai nostri figli quello che è bene e quello che è male, e questa è la vera sfida, riuscirlo a fare con uno strumento che in qualche modo, no, mette molto spesso nostro figlio su un piano superiore rispetto a noi che siamo meno abili, no? Una volta i nostri genitori erano dei fari, quando si iniziava a giocare a pallone era papà che ti insegnava le prime regole del gioco e il papà era il più bravo. Oggi rispetto a interagire con questi strumenti molto spesso arriviamo dopo, ma questo non vuol dire nulla. La capacità di far comprendere quello che è giusto e quello che è sbagliato comunque deve essere considerata connaturata al ruolo di genitore. Quanto c'è la responsabilità degli adulti che sono loro stessi vittime delle insidie della rete? Parlo dalle chat magari di un certo tipo, oppure anche di questa sorta di second life, no? Che congloba anche gli adulti, figuriamoci i ragazzini. Quanto il comportamento appunto degli adulti può inficiare una giusta gestione da parte degli adolescenti? Guardi, io ricordo che in passato la pizza del sabato o della domenica sera in famiglia era un momento di incontro tra generazioni all'interno della famiglia, eccetera. Si faceva la battuta, si rideva, si scherzava, c'era il più piccolo che piangeva e magari era da contenere. Oggi tu vedi questo mondo delle famiglie che molto spesso il più piccolo ha un lettore di DVD dove si vede i cartoni animati, l'altro gioca con la PlayStation e i genitori chattano su Facebook. Cioè è vero, obiettivamente questo comporta tanti problemi in relazione
anche al problema dell'esempio e la capacità di contenimento di quelle che sono dei nostri comportamenti sicuramente è importantissima per dare l'esempio proprio ai nostri figli. Come Polizia Postale siete sempre più affinati ovviamente a scoprire le insidie della rete, facendo un bilancio della situazione qui in Veneto, visto che appunto lei è il dirigente della Polizia Postale, che bilancio si può fare? Nell'ultimo anno sono in aumento, che tipo di reati legati alla rete, la pedopornografia piuttosto che il cyberbullismo, insomma che analisi si può fare? Sicuramente abbiamo un livello di attenzione molto alto su quelli che sono i fenomeni criminali che per quanto riguarda l'attinenza alla rete vedono sicuramente una crescita. Questo non è un fenomeno tipicamente veneto né italiano, ma è un fenomeno, oserei dire, mondiale. Sicuramente i tipi di reati che sono in espansione sono quelli che soprattutto vanno a colpire i nostri patrimoni, perciò reati come quelli legati al phishing, al fenomeno del phishing, cioè quello di catturare quelle che sono le nostre credenziali, anche dell'home banking, piuttosto che situazioni legate anche alla violazione della posta elettronica, sono fenomeni in assoluto da tenere sott'occhio perché sono in forte crescita. Poi abbiamo anche reati legati a quello che è il mondo dei reati contro la persona, perciò tutto quello che riguarda le minacce, la diffamazione e che in qualche modo pone il problema dell'utilizzo dei social network, non soltanto l'attenzione perciò nei confronti dei minori ma anche nei confronti degli adulti, che molto spesso non si rendono conto che la piazza virtuale poi è comunque non costituisce, no, una piazza in cui si è legibus soluti. Ma l'adescamento dei minori è un fenomeno che vi preoccupa, perché c'è anche una domanda che si fanno spesso tanti genitori, nella foga di far vedere i propri figli magari agli amici non ci si limita a postare una foto dei propri figli, cioè si mettono tante foto, si racconta la propria vita. È un pericolo mettere le foto dei propri figli? Ci sono tanti orchi mascherati nella rete? Guardi, i pericoli ci sono sempre, sicuramente esistono dei comportamenti virtuosi che sarebbe bene seguire, perciò già mettere delle preferenze per quanto riguarda la possibilità di altri di visualizzare quelli che sono i nostri contenuti sui social network sono abitudini assolutamente importanti da prendere. Purtroppo molto spesso quando ci avviciniamo a una qualsiasi tecnologia lo facciamo nella maniera più veloce, più smart possibile, perché abbiamo fretta in qualche modo subito di utilizzarla e poco ci preoccupiamo di questi aspetti di sicurezza che comunque i social network ci pongono a disposizione. Il problema dell'orco è sicuramente un problema che noi tutti ci poniamo e vigiliamo affinché questi comportamenti dannosi non ci siano. Questo lo facciamo al di là di quella che è la nostra attività di polizia giudiziaria, di repressione, ma anche con un'attività, diciamo, di prevenzione. La giornata di oggi è solamente uno dei momenti che ci vede i protagonisti con i giovani all'interno delle scuole durante tutto l'anno scolastico, perciò la nostra presenza in qualità di sensibilizzatori verso la legalità e verso un uso assolutamente più sicuro della rete ci vede protagonista a 360 gradi tutti i giorni dell'anno. Quali sono le domande che più spesso vi pongono i ragazzini quando andate in queste giornate di sensibilizzazione? Ma le domande soprattutto sono richieste relative a: ma se faccio questo violo la legge, violo la privacy, eccetera? Questo perché? Perché molto spesso quello che si nasconde dietro queste domande è la paura di rivolgersi a qualcuno nel momento in cui si ha la consapevolezza di essere entrato in un meccanismo pericoloso, perché si ha paura di aver commesso
loro stessi di qualcosa di vietato e hanno paura di quella che potrebbe essere una risposta che non è un semplice rimprovero nei loro confronti. Io credo che questa sia una paura che dobbiamo fugare nei confronti dei ragazzi, dobbiamo sempre renderli partecipi, sempre dargli la possibilità di parlare e di dire effettivamente quelle che sono le situazioni di dubbio, situazioni che gli danno preoccupazione ed ansia, senza avere una paura nella punizione, perché comunque ti devono esporre una loro leggerezza, una loro negligenza. Concepiscono la rete come qualcosa di trasgressivo e quindi qualcosa che attira, forse per una concezione deviata? Io non credo che la rete per loro, credo che sia una percezione che hanno più gli adulti. Per loro la rete, essendo nativi digitali, è qualcosa che fa parte della realtà. A volte si ha una consapevolezza distorta di questa realtà, no? Cioè, una volta sentii da un mio collega che durante un'attività investigativa aveva parlato con un bambino di 12 anni e il computer diceva internet è nel computer, no? È come se fosse una sorta di scatola magica che vive in un mondo tutto racchiuso lì e ti tira fuori dei contenuti. Non è questo. Però al di là di tutto, io non credo che vedano soprattutto questo in internet. Loro hanno però una diversa percezione di quello che è giusto e quello che è sbagliato, di quello che in qualche modo può essere utile per avere il consenso degli amici, eccetera, e sono portati, ma è l'età che lo fa, a comportamenti che sono assolutamente un pochino sopra le righe, però non lo fanno con la finalità della trasgressione, o almeno non nelle fasce d'età che possono avere quelle delle medie e i primi anni delle superiori. Io non credo in questo. Il problema è che se già noi adulti, nel momento in cui ci poniamo con una mediazione di uno schermo, abbiamo i nostri freni inibitori in qualche modo alterati, eccetera, figuriamoci in ragazzi che in qualche modo hanno una personalità in formazione. E questo è l'importanza per cui gli educatori, la famiglia devono essere vicini ai giovani proprio per insegnargli quegli aspetti della rete piuttosto che il funzionamento dello strumento X o della piattaforma Y. Non sarà che siccome internet non ha confini, forse nemmeno noi adulti sappiamo realmente di che cosa stiamo parlando, cioè navighiamo in un mare di cui non abbiamo le mappe? Sì, le mappe non ce l'ha nessuno. Oggi col cloud computing è ancora peggio. Noi postiamo dei contenuti su drive disk digitali che sono puramente virtuali e non ci rendiamo conto che sì, è comodo vedere le nostre cose messe a Venezia e poi andiamo nel nostro albergo a New York e ci ritroviamo gli stessi documenti su cui possiamo lavorare, ma non sappiamo dove sono custoditi. Obiettivamente questo è un problema grande che apre tantissime problemi a loro volta per quanto riguarda proprio i pericoli che in qualche modo sono indotti da tutto questo. Però il mondo è questo, noi stiamo andando verso un mondo che avrà sempre una portata maggiore di quella che è il dato digitale. Beh, ci vorranno delle regole secondo lei prima o poi? Oppure è un mondo fatto in una maniera tale che le regole sono impossibili da applicare? No, le regole ci sono, il nostro legislatore è un legislatore molto attento da questo punto di vista, non soltanto sul piano, diciamo così, della punizione attraverso la creazione dei reati per i quali siamo sicuramente un paese guida, ma anche per quanto riguarda tutto il resto della normazione, anche dal punto di vista commerciale, civilistico e quant'altro. Il vero problema è che comunque ogni nazione detta le regole per il proprio territorio e dobbiamo confrontarci con un territorio che invece è il globo. Ancora ha senso parlare di privacy? Ma sicuramente sì, ha un senso parlare di privacy, ha un senso sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista di fatto.
Quello che però dobbiamo renderci conto è che la privacy è qualcosa che ci dobbiamo anche impegnare per costruire e proteggere, e perciò è necessario che ci siano dei comportamenti responsabili, e dietro la facilità di utilizzo immediato di uno strumento c'è la necessità di informarsi su come utilizzarlo nella maniera più sicura. Se un genitore notasse qualcosa di sospetto, anche una persona frequentando la rete, l'invito è quello di rivolgersi alla polizia postale senza vergogna, insomma, perché magari voi riuscite a individuare più facilmente qualche problematica. Sì, il nostro è un servizio che diamo al cittadino ogni giorno dell'anno, e ormai la Polizia di Stato è sempre più proiettata a raggiungere il cittadino ovunque si trovi, anche nei cosiddetti territori virtuali, perciò abbiamo degli strumenti che sono assolutamente anche presenti sulla rete H24. Uno per tutti è il commissariato DPS online, che è uno strumento a disposizione del cittadino per ogni tipo di segnalazione, a sua disposizione H24 con personale che lavora H24 al centro ed è in costante contatto con il territorio. Ma siamo presenti anche sui social network attraverso per esempio l'agente Lisa, che è un agente virtuale che posta dei continui contenuti informativi estremamente utili anche a livello di prevenzione per i cittadini.